abbiamo voluto dare un segno di vicinanza a tutte le famiglie e su questo in qualche modo stimolato e sostenuto anche da buona parte della comunità che in diversi modi sta cercando di farsi vicino, insomma. Un minuto di silenzio e la sospensione di tutte le attività alle 10 del mattino. Giovedì sarà il giorno del dolore a San Donà di Piave. Il sindaco Andrea Cereser lo aveva preannunciato subito dopo la tragedia di domenica sera, costata la vita ad Alessandro Polato e Maria Chiara Guida, 23 e 20 anni, morti nello schianto tra l'auto sulla quale viaggiavano con altri 3 coetanei e un guardrail alle porte della città. Tutte le manifestazioni pubbliche programmate, prevede l'ordinanza, pubblicate in giornata, saranno quindi fermate e verrà esposta a mezz'asta la bandiera del comune, un segno di raccoglimento che è stato disposto anche per ricordare altre 2 giovani vite spezzate. Soltanto nel fine settimana la morte di Nicolò Roberti, 32 anni, trovato esanime in casa forse per un infarto, faceva l'operaio Nicolò che lascia una moglie e una figlia piccola. E poi Giorgio Conte, il quindicenne morto il 21 dicembre, astronascente della Rugby San Donà e studente alla scuola edile di Treviso. Il nulla osta ai funerali che si terranno domani mercoledì alle 14:30 in Duomo è arrivato solo nei giorni scorsi. Per la sua morte sul registro degli indagati sono finiti 8 medici dell'ospedale di San Donà, tutti quei professionisti che tra il 15 e il 16 dicembre si erano occupati del suo caso. Il ragazzo arrivò in pronto soccorso con un forte mal di testa, ma a seguito di un attacco con esito negativo venne rimandato a casa, salvo poi essere ricoverato il giorno dopo in condizioni critiche e portato poi a Padova. Un'indagine allargata in modo da dare a tutti i sanitari la possibilità di difendersi con un legale e un consulente medico. Nell'epigrafe i genitori Leonora e Roberto ringraziano gli operatori del reparto di terapia neurochirurgica dell'ospedale di Padova. Le offerte saranno date in beneficenza. Giorni difficili per le famiglie coinvolte e l'intera comunità. È un periodo diciamo brutto, perché anche visto gli avvenimenti passati, sì, non è proprio un bel periodo. Un periodo un po' strano in cui sono più le domande che uno si fa rispetto alle risposte che magari cerca di trovare.